Il brano l'hai scritto, diciamo, insieme a Bungaro. Sì, durante uno stage abbiamo... con Bungaro, sì. Però diciamo che hai frequentato parecchi big della musica italiana, perché qua vedo insomma incontri con Samuele Bersani. Non, sì, è stato un incontro un po' contorto. Mi sono presentato sotto casa sua dicendogli piacere. Hai fatto proprio così sei andato quindi a Bologna, lui dove sta? A Bologna. A Bologna. Sei andato a Bologna e lui come ti ha accolto? Diciamo a braccia aperte. No, è stato un po' spaventato. No, diciamo che sono andato una domenica pomeriggio mentre lui dormiva, quindi ho detto guarda, ci vediamo domani. Siamo andati appuntamento sotto casa di Dalla e siamo stati poi insieme un'ora e mezza il giorno dopo. Ah, però sì, hai scritto una canzone su questo incontro? No, diciamo che pensavo di scriverne una in galera per stalking. No, vabbè, dai, sei andato solo una volta adesso. Sì, senti, e allora con cosa invece proseguiamo questo viaggio, diciamo, tra le tue canzoni? Proseguiamo con un pezzo che mi ha portato appunto da Red Ronnie al Roxy e si chiama Respirami, che l'ho portato su chitarra apposta, è nata sul pianoforte. Stasera la presento su chitarra. Su chitarra, benissimo. Respirami, Andrea Bruno qui al Salotto. L'aria è limpida da qui, ma se fumassi non lo sarebbe più. Così come una tela bianca perde la luce se la colori di blu. Ma poi la luce cos'è? Se non hai gli occhi per vederla. Così come un abbraccio e una fusione, ci si lascia andare per sperare che non fosse solo un essere inciampati insieme per funzionare da sostegno che sostiene. Ma poi il destino cos'è? Se non il film che preferisci senza averlo mai visto. Prendimi, tu lasciami e prendimi. Chiudi gli occhi e senti l'attimo in cui raggiungi il culmine dell'estasi. Lascia andare le vibrazioni, scarica la tensione, trattienimi, respirami, respirami. Se fosse meglio vivere da re, non avrei un minuto per uscire da qui. Ma così come le nuvole nel cielo non hanno il tempo di guardare su. Ma poi il cielo cos'è? Se non hai gli occhi per vederlo, per stare senza fiato. Prendimi, o tu lasciami e prendimi. Chiudi gli occhi e senti l'attimo in cui raggiungi il culmine dell'estasi. Lascia andare le vibrazioni, scarica la tensione, trattienimi, respirami, respirami. E una volta liberi potremo anche noi ascendere e osservare questa vita dall'alto e il nostro letto ancora caldo, per poi ritrovarci abbracciati nel mondo dei sogni.
Grazie. Andrea Bruno, questa era Respirami, con sto finale, diciamo, questi accordi che erano quasi ti facevano mancare il fiato. Nel frattempo c'è stato l'effetto speciale, tu magari non te ne sarai accorto, ma hanno acceso le luci qua in Piazza Vittorio, quindi c'è stato anche esatto, così non me ne sono accorto. un colpo di brillantina che ha dato qualcosa di più al tuo, diciamo, alla tua esibizione. Senti, volevo chiederti, visto che stiamo ascoltando dei brani nuovi, quali sono i progetti per te quest'anno? Hai in mente di pubblicare un nuovo album, delle date? Che cosa stai? Sì, sto cercando di girare un po' il più possibile, più che altro sto cercando di girare live per il disco, ci pensiamo, ci sto già pensando, ma è ancora un progetto abbastanza lontano. La priorità è suonare dal vivo. Suonare dal vivo, quindi noi ti auguriamo di fare tante date, e in queste date un pezzo come questo lo metterai in scaletta. Qual è il prossimo? Il prossimo di stasera? Il prossimo di stasera, di stasera, io sai che sono un po' fratendolino, ma non troppo. Il prossimo di stasera si chiama Rachele ed è dedicato a una tua amica. No, è la storia di una Rachele brasiliana che ho scoperto grazie a Netflix. Una Rachele brasiliana che hai scoperto grazie a Netflix. Vabbè, andiamo a vedere di che storia si tratta. Con è una storia non troppo felice, ma ha un happy ending, ma l'inizio non è dei migliori, insomma. Ragazza ventenne lasciata per strada, ho capito. abbandonata a se stessa, ma che poi alla fine riesce a trovare la sua strada. Beh, non ci dire tutto, che così la seguiamo tutta quanta questa Rachele. Andrea Bruno qui al Salotto. Tu che vendi il cielo e i suoi universi, falsificando amore e sentimenti, che lo fai toccare a piene mani, custodendolo tra i denti. Tu che non fai mai rumore, mentre chiusa in una stanza, costruisci il nostro mondo tra i segmenti dei miei inganni. Questa volta sto a guardarti mentre fumi alla finestra. Questa ora non mi basta, passa in fretta tra i miei occhi. Non è facile dormire col chiodo fisso e arrugginito di chi ama per davvero, che anche oggi lo ha tradito. Non sei che uno scheletro nascosto nel mio armadio a doppio fondo, un segreto che è nascosto nel tuo seno e che respiro nel tuo letto. Non basta una vita ben vissuta per amarti veramente. Tu che piano mi addormenti e mi divori lentamente. Questa volta sto a guardarti mentre fumi alla finestra. Questa ora non mi basta, passa in fretta tra i miei occhi. Non è facile dormire col chiodo fisso e arrugginito di chi ama per davvero, che anche oggi lo ha tradito. Abbracciami davvero, almeno questa volta. Tradisci il tuo principio e abbandonati all'istinto. So che sempre di nascosto, mentre chiudo gli occhi e vivo, apri i tuoi e ti sorprendi col tuo cuore sopra il mio. Questa volta sto a guardarti mentre fumi alla finestra. Questa ora non mi basta, passa in fretta tra i miei occhi. Non è facile dormire col chiodo fisso e arrugginito di chi ama per davvero, che anche oggi lo ha tradito. Grazie.